propri tifosi si può stare al sicuro, ma occhio perché le vittorie nette di chi viene possono far cadere il castello. Amici di Lo Calcio Plus, un saluto da Salvo Geraci, benvenuti al Giovanni Aloisio di Misilmeri. Aspra Gemini, quarta giornata di prima categoria siciliana, girone B. Il minuto di silenzio per Giuseppe D'Asta, ex giocatore negli anni 70 e poi dirigente, massaggiatore sanitario dell'Aspra, se n'è andato di recente all'età di 64 anni. Attenzione all'inserimento di Tomasello, pallone dentro ad anticipare Calabria, ancora un tentativo, secondo palo arriva Palazzo, anticipato la difesa del Gemini, ora sarà angolo. Schifano alla battuta, pallone dentro, la battuta, la punizione, proprio Palazzo a levar via, corso, la prende lui, fa meglio il destro, la parata di Antonino Cascione. C'è anche Empedoclina Master Pro, Ravanusa Atletico Favara, ma anche Palazzo che calcia, limite dell'area, pallone fuori, c'è un pallone allungato, abbastanza da Scrudato, ma si recupera immediatamente, sempre con Scrudato, avanza Scrudato, c'è spazio per calciare, Scrudato verso il secondo palo, Famè approfitta del rimpallo, manda a correre Centinaro, area di rigore, Centinaro! A sua volta il Gemini ha la propria chance. Gaglio si lotta in mezzo al campo, la partita più divertente rispetto ai primi minuti. Sciluffo a sinistro suo, respinge Francesco Schifano, ma Sciluffo verso il secondo palo, colpo di testa di Vitrano e c'è il gol dell'Aspra con Vitrano che approfitta dello svarione difensivo del Gemini su quel palo lì e porta in vantaggio la propria squadra 1-0. Anche la conferma da parte dell'arbitro, pallone dentro, altra deviazione, pallone che finisce dentro, c'è il raddoppio dell'Aspra, arrivato in modo più casuale, stavolta sul primo palo, stacco di testa da parte di Michele Calabria, Schifano prende la ricorsa con il suo sinistro, morbido verso Cascione che non la trattiene, poi sì, Sciluffo, sono suoi gli assist dei due gol, attenzione, Lococo, Messineo. Sempre a centrocampo, adesso il pallone arriva a Petruzzella. È solo portarla avanti, si infila tra Tomasello e Palazzo, anche il tunnel di Petruzzella, va avanti Petruzzella da fuori! Esce di poco! Sciluffo pisce in mezzo al campo per Tomasello. Volpe in profondità per Vitrano davanti al portiere, Vitrano non lo supera, il pallone è ancora vivo, attenzione all'Aspra, Vitrano calcia in porta! Pallone fuori, Mangiapane allarga per Hader verso la porta, pallone fuori, alla fine è nata una conclusione con il rientro verso il centro, cerca il passaggio per Tomasello, anticipato, adesso Calabria contro Centinaro, alla meglio il giocatore del Gemini, attenzione a Centinaro che entra in area di rigore, Centinaro c'è volendo poi Giovanni in mezzo, Centinaro la risposta del portiere, Cascione ci ha messo una pezza, attenzione a Famè, calcia col sinistro sul primo, il tiro è debole che va sul fondo, la pena mano armata, pallone consegnato a Centinaro che non sbaglia, il gol del Gemini lo trova Andrea Centinaro, il regalo dell'Aspra al minuto numero 95 e 2-1. C'è il triplice fischio, dice 2-1 per l'Aspra contro il Gemini, gol di Vitrano e Calabria contro quello di Centinaro al 95esimo.